Ho chiesto anche oggi al governatore Luca Zaia di proclamare lo stato di emergenza, anche per vedere riconosciuto in futuro i danni a questi tantissimi imprenditori balneari che sono stati colpiti a Sottomarina e Isola Verde. Se il Mose ha protetto Venezia dall'acqua alta, il maltempo ha colpito pesantemente il litorale. Da Sottomarina, dove la potenza del mare ha superato le dighe invadendo le spiagge, per cui il sindaco ha chiesto ausilio alla protezione civile di Cona e Cavarzere, a Jesolo, danneggiando ancora una volta il territorio e gli stabilimenti. Colpito anche il Lido di Venezia. La spiaggia delle Quattro Fontane, non lontana dall'Excelsior, è stata praticamente mangiata dal mare. Fare una stima dei danni lo vedremo nei prossimi giorni, ma sicuramente è stato smarrito molto materiale sabbioso e in alcuni casi abbiamo avuto anche della penetrazione dell'acqua all'interno dei centri abitati, quindi sicuramente è una situazione molto grave. È evidente che siamo ancora qui per l'ennesima volta a parlare di queste problematiche e è arrivato il momento di intervenire, non è più procrastinabile. Ma iniziative prese in passato come il posizionamento delle dune sono state fondamentali. Siamo stati noi imprenditori lungimiranti, abbiamo affrontato questa tematica già nel passato, abbiamo costruito le dune che ogni anno vengono ricostruite ovviamente e questo ha fatto sì che ci ha salvato le nostre infrastrutture oltre che a salvare anche il territorio. Non nascondiamo una certa preoccupazione anche per il futuro proprio sul lato mare. Ci sarà la necessità di interventi importanti. Per quanto riguarda la costa, abbiamo sentito sia ieri che oggi tra colleghi, ovviamente la preoccupazione permane, però per fortuna sotto certi punti di vista ci sono state criticità importanti, ma un po' meno rispetto alle previsioni.